chi non mi conosce seguitemi dove volete nei vari social, come fa più piacere. Grazie per l'ospitata qui al ristorante Al Mazzone, graditissima la pizza, veramente complimentissimi. Intanto saluto la giuria. Io vorrei ringraziare gli addetti ai lavori perché senza di loro ovviamente non andremo da nessuna parte, quindi saluto in primis chi farà la realizzazione della serata in proprio in total, foto, video, eccetera, montaggi, eccetera. Quindi dobbiamo salutare Federico Bolfon, che è, eccolo lì, ciao Federico, Mirko Metti, Giampiero Brugnoli, Daniele Dalla Vecchia, poi abbiamo il grandissimo Mario Bonesi, che io adoro, fa dei video stupendi. Buonasera Mario, i videomaker, quindi Mario Bonesi e Paolo Braghetto. Buonasera Paolo, finalmente ci rivediamo dopo tanto tempo, anche lui insomma ha un trascorso di giornalista eccetera eccetera. Però abbiamo un'apertura, un'altra piccola apertura di serata. Chiamiamo la nostra madrina della serata, che è la bellissima Sandy. Ci sei? Are you ready? Eccoli! Un applauso e magari hanno... Grazie. Anche lei, Proseguiamo. Quindi vi fermate qui e switchiamo un po', non solo switchare, niente voto. Ecco. Ci siamo? Vado tutti avanti. Piccole. Siete belle! Facciamo un applauso ragazzi che magari... Bene, tutto posto? Are you ready? Belle cariche energiche? Ciao! Chi che siete qua? Ringraziamo gli sponsor, tutti insieme in coro. Salutiamo gli sponsor del ristorante Reni Quadri, Atelier Bortolato, Beltrame Gioielli, Pasticceria Rossard, Garante di Montagnana, giusto, calzature. Dopodiché, sono terza. Abbiamo Marinello anche calzature, GM Flex Materassi, gioielleria Accusato e floristeria Mille Petali, Rigo Serramenti, Gabriele Tendaci Maison e la Grattina dei Sapori. Ringraziamo gli sponsor ragazzi, grazie. Siamo noi che appunto ringraziamo voi. Ecco. E tutte adesso che hanno guardato. Bellissime, sì o no? Bellissime! O no? Sì. Bellissime! Grazie anche dalla pizzeria. Buonissima la pizza, complimenti, complimenti. Diciamo che se ne vanno. E aspettiamo un attimino così vediamo la numero 1 subitissimo, pronta per l'uscita.
appunto per la par condicio non posso dire e fare nulla. Grazie. Lei è la numero 1, uscita casual. Aspettiamo velocissimamente la numero 2, ma c'è già la passerella. Se vuoi dirci qualcosa, di te. Mi chiamo Maddalena, ho 18 anni, vengo da Trebaseleghe e amo il bricolaggio. Grazie. Grazie anche a te. Si domani la numero 3. Buonasera, numero 3. Lei ci dica qualcosa? Mi chiamo Adriana, ho 15 anni e vengo da Hai qualche hobby? Perché poi laude? Mi piace ascoltare la musica. Se vuoi metterti lì che ti guardano bene. Uscita casual per la numero 3. Buonasera, numero 4, ci dica qualcosa? La giraffa, una volta c'era la giraffa, vero? Di cui c'era il giraffa. Mi confermi, una volta c'era la giraffa, mi ci vuole con loro. Ciao a tutti, io sono Alice Gallo, ho 16 anni e la mia passione sarebbe diventare una nutrizionista. Diamo i voti alla numero 4, che è in fondo, oltre a mangiare diamo i voti, Avete dato i voti? A posto questa? Tanti voti, tanti voti. Grazie, numero 4. Andiamo alla numero 5. Qui in centro che ti guardano bene, la numero 5 ci dice qualcosa di lei. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 15 anni e vengo da Mestre. Che hobby? Uscire dalla mente. Ho tanti qui che pensano. Aspetta un attimino, magari, siamo a posto? Rimetti il numeretto, sai? Number 6, numero 6. Buonasera a lei, numero 6, ci dice qualcosa? Mi chiamo Elisa, Lorenzo, abito a Lolo
15 anni. Non ho capito. Hai? 15 anni. Sì, mi piace la musica, leggere. Un cantante preferito e musica preferita, un genere preferito? Sì, mi piace tanto Elena Grande e Jennifer. Ho detto benissimo. Bene, fatti bene. Siamo al numero 7. Buonasera, numero 7. Ci dice qualcosa di Buonasera, io mi chiamo Arte Genovese, ho 16 anni, vengo da Mestre. Io più che un hobby ho un sogno che sto cercando di portare a termine con le sfilate. Quindi, fotomodella, non so. Sì, sfilate, fotomodella, la TV più che altro. Quindi mettiti pure lì. Numero 7, uscita casual. Grazie, si prepari al numero 8. Numero 8, buonasera a lei, vieni pure qui davanti, ci dici qualcosa? Buonasera a tutti, sono Elena Riccioli, vengo da Susegana, ho 19 anni e come hobby nei laghi e nei campi. Vieni pure lì, prego. Grazie, numero 8, anche lei in fondo, a posto, possiamo proseguire. Numero 9. Sera, numero 9, prego. Buonasera, mi chiamo Andrea Mattias, ho 20 anni e vengo da Marco. Hobby. Sì, mi piace fare sport.
how are you? So che sono piccoline, le bassine, ma sono... Come ti chiami? Vengo da Mestre, ho 15 anni e Mi piace la musica particolare, in genere? e faccio danza e mi piace molto ballare danza moderna. Prego. Buonasera a tutti, sono Gianni Montalvo, vengo da Spinea e ho 16 anni. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Mi piace uscire con gli amici, cantare musica. L'età è quella? Ecco, mettiti pure lì. Il turno della numero 13. Buonasera a tutti, sono Erika Pizzato, ho 15 anni, vengo da e mi piace andare in palestra. Buonasera numero 14. Prego. Sono Alessia, Zarchi, vengo da Mestre e ho 17 anni. Quanto sei alto? Sono 77. Vuoi aggiungere qualcosa? Hai qualche hobby? Fai qualcosa di particolare? Come hobby mi piace ascoltare la musica. Genere in particolare? Sono all'antica, mi piace la musica romantica. In italiano magari. Prego, prego, mettiti lì. Numero 15. Prego. Buonasera, prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Jessica, ho 16 anni, vengo da Villafranca Padovana e mi piace viaggiare. Grazie anche a te. E si prepari al numero 16. Buonasera anche lei, numero 16. Mi chiamo Ilaria, ho 16 anni e vengo da Padova. Un hobby, qualcosa di particolare che fa? Origami, cucito, non lo so. Tutto può essere. Sì, allora amo tenermi in forma e amo cantare. Un genere particolare che segui?
numero 17, prego. Buonasera a tutti, sono Anna Canaccia, ho 19 anni e vengo da Spirito Uganio e il mio hobby è ballare. Numero 18, prego. Buonasera, mi chiamo Giasmina, ho 13 anni, vengo da Biago e il mio hobby è mattinare. Prego, ci dice qualcosa? Buonasera a tutti, mi chiamo Anna, ho 18 anni, sono una studentessa di Bassano del Grappa. Come hobby ho la danza contemporanea che la faccio da quando ero piccolina. Di Carbonic, prego. Buonasera Sandy, tua boss, bellissima, complimenti. Grazie. Vuoi parlarci anche tu un po' di te, cosa fai nella vita? Senti, quanti anni hai? 15. La mia, che piccola. Cosa fai di bello? È una cosa un po' particolare, io lo so già, però magari sai, molti non lo sanno, fai una cosa un po' particolare che proprio differenzia totalmente, bella sta cosa, differenzia totalmente dalla Miss, quindi questo tuo modo, questa tua personalità di essere un po' così eclettica, è bello. Di anche a loro cosa fai? Mi piace giocare a calcio. Attrice, quindi in che ruolo giochi? Punta. Quindi fai gol, giusto? Non tanto, cosa fai? Sono una grande intenditrice proprio. Da quanti anni giochi? 2011. Mi piace un sacco, eh? Brava. Però ti differenzi un po' dai tuoi coetanei perché in più sei un po' così, questa bellissima personalità perché poi fai anche le passerelle, è da un po' che fai sfilate, passerelle, ho visto che hai vinto anche diverse fasce, mi piace un sacco questa cosa di te, complimentissimi. Questa sera lei fa la madrina perché ovviamente i genitori sono i grandissimi artefici di questa serata, però noi ti vogliamo vedere anche da altre selezioni, continuerai, no? Giusto? Timida, è un po' timida, no? No, dicono di no. Un po'. Le Miss sono sempre un po' così come un po' tutti gli artisti, quindi a volte fanno fatica a parlare. Comunque complimentissimi per la tua passerella, sei bravissima. E attendiamo le Miss della loro uscita elegante, quindi dovete dare di nuovo il voto. È pronta la numero 1, spero. Eccola, e arriva.
Grazie anche alla numero 2, si prepari la numero 3. Bravi, vedo che avete iniziativa, bravi.
voto numero 16. Numero 17. E prendiamo il numero 19. Però le rivedremo anche più tardi ovviamente per l'uscita in bikini. Allora, abbiamo finito le due votazioni, dobbiamo recuperare le schede.